l'immagine della devastazione. Assieme a Cristian Roque Allende vi facciamo vedere che cos'è l'inizio della Cugliada, la famosa strada sulla 50 del Grappa e Passorolle, disseminata di cippati, di radici di alberi che sono stati completamente sradicati dalla tromba d'aria. Se ricordate, all'altezza del distributore della Kuwait, da lì iniziava il cimitero di alberi e da lì la prima sera, subito dopo la tromba d'aria, nei primissimi collegamenti del lunedì sera vi abbiamo fatto vedere quell'auto, quella Panda che adesso è stata sistemata momentaneamente, temporaneamente, che era sommersa dagli alberi. Era l'auto guidata da una signora anziana che, abbiamo detto, fortunatamente non ha riportato gravissime ferite, salvo lo spavento, però vedete che i segni del maltempo sono ancora tutti evidenti, con la segnaletica a terra, con la cartellonistica che praticamente non c'è più. Non è solamente il cimitero di alberi quello che vi preoccupa, perché ci sono moltissime case che dalla tromba d'aria hanno avuto dei danni enormi. Sì, diciamo che adesso, a 10 giorni dall'evento quasi di lavoro ininterrotto, possiamo dire che la situazione è già migliorata, nel senso che noi abbiamo dato delle priorità precise. Da una parte abbiamo fatto un'unità che lavorava sulle case private scoperchiate e su questo stiamo cercando di dare un supporto immediato. Ricordiamoci che fra poco tempo qua ci sarà la neve e quindi abbiamo persone senza tetto. Da un'altra parte c'era un'unità in missione che procedeva a ripristinare la viabilità, quindi abbiamo in tempi velocissimi ripristinato le arterie principali di attraversamento della nostra città, salvo la Cugliada che è la strada statale fra più importante che conduce a Feltre da ovest, diciamo da Ponzano, dal Primiero. Noi abbiamo un traffico veicolare di 8.500-9.000 veicoli al giorno e questi veicoli adesso sono riversati nel resto della città. Ci siamo ora, passata l'emergenza, concentrati negli edifici pubblici. Noi abbiamo quota parte i magazzini comunali qua, che fra l'altro è l'edificio dove stiamo erogando i soccorsi, scoperchiato almeno al 50%. Abbiamo il macello comunale di Feltre, che è anche il macello sovracompressoriale fuori uso, e un sacco di edifici che erano per lo più o scuole. In realtà scuole ne abbiamo solo una chiusa e abbiamo dirottato i bambini nelle altre scuole, ma alcune sono senza trasporto pubblico proprio perché la viabilità non lo consente. Abbiamo altre ex scuole che sono presidi frazionali, sedi, associazioni eccetera, che sono fortemente danneggiate, quindi la situazione è molto complessa. È inutile chiederle, Assessore, se avete quantificato il danno, perché credo che in questo momento non è il momento. Qualsiasi ordine di grandezza ora potrebbe essere sbagliato completamente.